E siamo pronti, Mariano Carbonetti, sei pronto insieme Buonasera, a me? buonasera, buona domenica, buona domenica. Buona domenica al popolo di Io Compro Siciliano. Siamo qui con una edizione assolutamente speciale, anzi direi di più Mariano, direi specialissima, perché abbiamo voluto creare questo appuntamento special perché, chef, Allora, questa settimana che si è appena conclusa, ecco oggi, è stata praticamente una importantissima manifestazione della nostra gastronomia. In particolar modo si è festeggiata la quinta settimana della cucina italiana nel mondo, che è promossa ogni anno ormai dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Qual è lo scopo di questa giornata particolare, di questa settimana particolare? È quello appunto di dare valore a quella che è la nostra grande gastronomia italiana nel mondo e allo stesso tempo della valorizzazione dei prodotti agroalimentari, che è un po' quello per cui noi di Io Compro Siciliano ogni giorno ci battiamo. Un'altra cosa fondamentale è allo stesso tempo è coincisa la nascita del grande Pellegrino Artusi. Chi era Pellegrino Artusi? Pellegrino Artusi è stato il modello attraverso il quale si è diffusa la moderna cucina italiana. Considerate che prima si mangiava in maniera direi disordinata, cioè non c'era una sequenza logica dell'antipasto del primo, del secondo. Con Pellegrino Artusi, oltre a tutti gli insegnamenti gastronomici che ci porta anche alla conoscenza di questa bellissima forma di alimentazione, cioè quella di seguire una corretta successione di pasti. Quindi parliamo dall'antipasto fino ad arrivare al dessert. Katiuska, se mi permetti, vorrei dire una cosa importantissima. chef, Vorrei citare un famosissimo antropologo francese, Claude Lévi-Strauss, che diceva che nel tempo si perdono più facilmente i codici linguistici che quelli alimentari. E questo ci fa riflettere perché? Perché faceva espressamente riferimento agli italiani immigrati in America. Diceva che gli italiani immigrati in America perdono nel tempo quella che è la lingua, quella che è la caratteristica linguistica, ma non dimenticano il modo con cui si alimentano. Quindi da questo punto si evidenzia qual è l'importanza del codice alimentare che perdonami, che prende giorno per giorno e si protrae fino ai nostri giorni un'importanza davvero grande. Però come si fa a non fare perdere questo codice alimentare? Si utilizzano i ciceroni. In questo caso chi sono i ciceroni secondo te, Katiuska? I beh, ciceroni. noi abbiamo dei ciceroni, sai, chef, e oggi siamo andati in giro per il mondo a prendere questi ciceroni che sono delle eccellenze siciliane. Li abbiamo sparsi per il mondo perché avremo un collegamento dall'Austria, dal Belgio, dal Regno Unito, dalla Svizzera, dalla Scozia, insomma, abbiamo cinque eccellenze che sapranno raccontarci quella che è la loro storia, la loro avventura. Qualcuno di loro addirittura ha preparato un banco da lavoro proprio da condividere con il popolo di Io Compro Siciliano. Ad aggiungere ancora quello che diceva adesso lo chef Mariano Carbonetti, pensate, a proposito dell'Artusi, no? Perché si dice così, l'Artusi, il famoso La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Pensate, stiamo parlando del 1891 e lui fu davvero un antisignano perché oltre a quello che diceva adesso lo chef, beh, tu lo sai bene, chef, perché sei tra l'altro un antropologo, sei insomma, te lo porti un po' per mestiere, ma quello che adesso sono andata a leggere è che pensate, questo personaggio veramente particolare riuscì a dare un senso così forte a questo manuale perché lo lesse con quella che poi era la cucina tradizionale, quella delle case, quindi era l'esperienza delle case d'Italia che veniva portato su un libro. Fu davvero una cosa assolutamente innovativa ed ancora mi piace, a proposito di quello che diceva adesso lo chef, dire oggi è la giornata conclusiva della quinta giornata, della quinta edizione della settimana della cucina italiana nel mondo e pensate, questa quinta edizione è stata proprio dedicata ai territori tra tradizione e innovazione. Perché voglio soffermarmi qui? E così adesso facciamo subito entrare i nostri ospiti, perché caro chef, caro popolo di Io Compro Siciliano, caro mondo, adesso in collegamento con noi, abbiamo un progetto
dedicato proprio al mondo del cuco? Non possiamo dirlo. C'è un progetto magnifico con lo chef Carbonetti, quindi seguiteci. Beh, chef, io questo... È proprio quello che vi terrà per la gola, vi terrà sempre col dubbio, ma che cosa sarà, cosa sarà? È una cosa stupenda, seguiteci. E volevo solo aggiungere una cosa che a quello, tutte quelle bellissime cose che hai detto, fu l'antesignano della cucina domestica, praticamente l'uso dell'alimentazione in famiglia, come bisognava alimentarsi, come bisognava stare a tavola. Tutto quello lì lo dobbiamo grazie al nostro Pellegrino Artusi. Ma corriamo e voliamo sui nostri grandi ospiti che rappresentano, come dicevamo poco fa, i nostri ciceroni. E allora, io direi li facciamo entrare? Allora, partiamo subito, chef. Parto io, mi dai questo onore? Certo, Signore e signori, dai, Katiuska, dai. Io e lo chef Mariano Carbonetti siamo pronti ad aprire le porte di Io Compro Siciliano Special Cook e facciamo entrare dall'Austria in collegamento Aldo Longhi. Ciao a tutti. Ciao Katiuscia, ciao Mariana. Ciao chef. Dopo tanti anni ci rivediamo adesso qui, Mariano, visto sono stati già circa 20 anni a gironzolare per l'Europa e adesso ci ritroviamo, non diciamo che siamo stati sempre vicini, ma adesso un pochettino distanti. Ma però la cultura siciliana rimane per me, come per tutti voi, sempre una grossa, diciamo che linfa di vita, che per noi siamo missionari. La nostra missione resta e la portiamo e la divulghiamo nell'Europa, anche solo al pensare che tutti i turisti che vengono in Italia, vengono a mangiare e vogliono ritrovare ciò che hanno mangiato in Sicilia, lo ritrovano a casa sua, diventa una sfida, cioè questa è una sfida nostra e i nostri commensali apprezzano quello che facciamo per loro. Katiuska, perdonami, volevo aggiungere una cosa a quello che sta dicendo lo chef Longhi. Io conosco da tempo, ma già quando era presente nel nostro territorio siciliano, lui già lavorava sui prodotti del territorio, ha sempre lavorato, proposto menù in base a quella che era la produzione del territorio. Ecco perché ci tenevo in maniera particolare che lui stasera fosse qui con noi a parlare di sicilianità e di cucina italiana. Allo stesso tempo, sì, facciamo una cosa. Sì, continuiamo a chiamare tutti quanti. Sì, continuiamo a chiamare tutti quanti i nostri ospiti e così parliamo insieme e condividiamo insieme a tutti gli amici questo magico pomeriggio. Bellissimo. Allora, stupendo. Io presento il secondo nostro ospite, che è Gioele Pace, lo chef Gioele Pace dal Belgio. Ciao Gioele! Ciao Gioele! Come stai? Allora, vedete Gioele che in questo momento è arrivato male l'audio soltanto perché lui, come vedete lì all'opera, perché ha deciso di fare il suo collegamento direttamente dai fornelli, eccetera. Gioele! Salve, buonasera a tutti, grazie a Mariano per l'invito e grazie a Katiuscia. Benvenuti in Belgio. Sì, sono direttamente in cucina perché comunque siamo ovviamente all'opera per i nostri clienti che ricevono le comandi, quindi un collegamento di live direttamente dal mio regno. È bellissimo, è bellissimo avervi qui stasera con noi, perché veramente è un modo per fare sentire la vostra presenza qui da noi in Sicilia e in Italia, perché è della cucina italiana che oggi stiamo parlando. Katiuska, se vuoi possiamo fare entrare anche i nostri altri ospiti. Continuiamo a viaggiare e arriviamo, sapete dove? Arriviamo nel Regno Unito, dove ad attenderci c'è Andrea Geriri. Salve a tutti, buonasera. Ciao Andrea. Come state? Noi bene, noi bene. Ciao Andrea. Buonasera. Continuiamo allora con l'ultimo, no, il penultimo. Col penultimo.
adesso è il momento di far entrare Enrico Conti dalla Svizzera. Ed eccoci qua, ci spostiamo in Svizzera e adesso facciamo entrare Enrico Conti. Io ne approfitto anche per ringraziare naturalmente in regia Paolo Basso. Buonasera. Eccolo qui, ciao Enrico. Ciao, buonasera a tutti, salve, buonasera. Ciao Andrea. Ciao salve, Enrico, ciao. Signor Gioele, Benvenuto. professore, buonasera. Niente, io sono insieme al carissimo Andrea, siamo diciamo due ex alunni, se si può dire, sì, del grandissimo professore Carbonetti, che sia per me che per Andrea è un grande mentore, e quindi se oggi siamo anche qui, anche grazie a lui, lo veramente questo mi fa molto piacere, perché significa che quando tu lasci un bel ricordo è sempre una cosa ben vista. Niente, io vivo qua a Zurigo da esattamente 9 anni e cerco di portare quella che è la bandiera siciliana all'estero con fatica, però ci riesco. In questi ultimi anni sono riuscito veramente ad avere delle soddisfazioni. Oltre a fare il mestiere, secondo me uno dei mestieri più belli che ci sono nel pianeta Terra, sono figlio degli allevatore e agricoltore, quindi a maggior ragione è una cosa che ci tengo sempre di più a valorizzare, quello che è i prodotti made in Sicily e made in Italy, quindi ci tengo proprio personalmente. Ecco, Grazie Enrico. Prego. Katiuska, allora a questo punto chiudiamo il numero dei nostri contatti, facciamo entrare l'ultimo dei grandi maestri che stasera avremo con noi, ed è Giuseppe Graziano, che arriva dalla Scozia. Buonasera. Buonasera Giuseppe, benvenuto. Grazie a voi di avermi chiamato, grazie. Ciao a tutti ragazzi. Mamma mia, buonasera Graziano. Posso dire una cosa? Non ti immagini che grande emozione per me stasera trovarmi con tutti questi ragazzi, perché sono ragazzi, sono tutte persone che non posso dire sono passati sotto le mie mani, ma li ho visti crescere, è stato veramente bello. Tu sotto le tue pentole. Sì, è vero. È vero, tu considera che a scuola, anche all'istituto di formazione dove ho conosciuto sia Enrico che Andrea, è stato lì che ho visto il nascere di questo sentimento verso la cucina di sti ragazzi, che oggi si ritrovano veramente a ricoprire posti veramente importanti, e questo mi fa molto fiero del mio lavoro e della mia passione. Io ho una cosa è certa però, chef, perché quello che diceva, se non erro, Enrico, la verità è che voi fate il lavoro più bello del mondo, perché riuscite a portare in tavola veramente la storia di ciò che noi siamo. Quindi è così bello perché poi riuscite a mettere insieme la tradizione, l'innovazione, i colori, la qualità, l'esperienza, e quindi è veramente, penso che sia veramente il più bel mestiere del mondo. Molto faticoso, e mi piace dire in questo momento, e poi chef ti do assolutamente la parola, e mi piace dire a voi presenti e a tutto il comparto della produzione, della ristorazione: non molliamo, perché siamo forti e ripartiremo alla grande, più forti di prima. Non molliamo ragazzi, non molliamo, e lo diciamo a tutti, non molliamo. Questo lo volevo dire perché è fondamentale, penso che sia un settore fortemente colpito, tutti lo siamo, ma sì, questo è un settore fortemente colpito. Allora vi dico, ripartiremo più forti di prima, più alla grande di prima. E devo dire una cosa, che proprio chi oggi crede nella qualità, chi oggi sta investendo sulla propria professione, chi oggi può essere l'elemento di distinzione rispetto a ciò che non ha costruito qualità nel tempo, domani saremo più forti.
e quindi avanti tutta, avanti tutta, avanti tutta. Chef Mariano, ti do la parola e vai avanti. Grazie Katiuska. Io una cosa che ci tengo a dire è che questi ragazzi rappresentano davvero quello che è lo spirito del sacrificio e dell'amore per la cucina. Io spesso metto in risalto questa cosa del grande Masterchef, di tutti i programmi che esplodono continuamente in TV, perché la gente ama la cucina, perché è un modo con cui raffrontarsi, è un modo con cui incontrarsi giornalmente a tavola, e quindi è diventato un punto di riferimento. Però sai quante cose ci stanno dietro la cucina? Cioè non è semplicemente la bellezza del grande chef che va in televisione, che si fa vedere e così via, ma prima di arrivare a quei grandi risultati ci stanno anni e anni di sacrifici, ci stanno persone che prendono una valigia, la riempiono con quelle cose più importanti e vanno via alla ricerca in una terra nuova, in una terra dove non li conosce, e quindi non conoscono la lingua, non conoscono il sistema di vita. Trovano la grande soddisfazione di essere valutati per quello che fanno, e quindi è quella la vera cucina, quella che i ragazzi stasera ci stanno dimostrando, ognuno in una nazione diversa d'Europa, di continuare giorno per giorno a perpetuare, perché ci credono. È quello il modo giusto per vivere per loro, perché ci credono. La cucina è la seconda pelle. Per noi cuochi, quella che è la giacca rappresenta, come dico sempre, la nostra seconda pelle, ed è attorno a tutta quella situazione che si vengono a creare ogni giorno che noi cresciamo, che noi abbiamo sempre voglia di andare avanti. E proprio in questa maniera, e proprio con questo spirito, loro stanno affrontando questa situazione di disagio e stanno continuando ad affermare il loro lavoro e la loro personalità all'interno di queste grandi strutture. Grazie a tutti ragazzi, vi voglio veramente bene, siete veramente la nostra anima. A questo punto ora io dico, scusami chef, perché poi nel frattempo tu parli, io guardo ognuno di loro, no? E quindi c'era Andrea con Enrico che stanno bevendo sotto banco, io li vedo perché eccoli là, quindi adesso Aldo, dove sei stato che non ti abbiamo più visto? Dove sei andato? Purtroppo qui c'è freddo e la connessione va via, ci dobbiamo riscaldare. Berrei anch'io insieme a voi un bel bicchiere di vino. Avete visto? Quindi abbiamo Aldo, Enrico ed Andrea che stanno bevendo. Giuseppe ci guarda e liquore fico d'indio. Capito? Vorrei un aneddoto sul liquore al fico d'indio, perché questa è posso dire, una mia ricetta. Allora, io mi ricordo a Lampedusa, quando Miceli venne a trovarmi, consumava un mare di vino, quello suo, avevo fatto in quel periodo un risotto ai fichi d'India e gamberi. Pensate, mi disse: ma come l'hai fatto lo sciroppo di figli d'India? Ebbene, gli ho rilevato un attimino il segreto, e da lì poi nasce tutta una storia, e nasce il figo di cui pasta bianca, pasta gialla e pasta rossa. Ecco, questo è un piccolo aneddoto, una piccola tra parentesi. Ma posso dire una piccola cosa? Se sì, Enrico, vai. Solamente il fatto che prima, tanti anni fa, quando ancora non c'era lo zucchero e lo zucchero era molto caro in Sicilia, si usava esattamente l'estratto di fico d'indio rosso per dare la dolcezza alla salsa di pomodoro. Quindi cosa vogliamo? Bravissimo. Il fico d'indio non si butta niente. Allora, io vi dico una cosa: un paese che è vicino a quello mio, che è Roccapalumba, loro del fico d'indio fanno, secondo me, è come se per loro è oro colato, cioè non buttano niente, la buccia, la panano, la fanno decorazione, i semi passati si usano anche come maschere per il viso, cioè non si butta nulla, e questo è quello che... Perdonami, ma vorremmo riuscire a dare spazio a tutti. Era solo un metodo del fico d'indio, tutto qua. Ok, bene, ciao, ti vedo che stai lavorando. Cos'è che ci stai preparando?
Allora, siccome come tradizione la domenica a Palermo si mangia di solito cassata siciliana e cannolo, quindi anche qui in Belgio comunque un paio di clienti sia siciliani che belgi mi fanno un ordine di cannoli o della cassata siciliana. Oggi sto preparando dei cannoli siciliani che poi domani vanno a cucinare in tardo pomeriggio. Benissimo, allora facciamo una cosa, ti lasciamo con la tua preparazione. Nel frattempo vediamo Andrea Genini che cosa ci ha preparato, perché so che ha preparato delle cosucce buone per noi e ce le voleva mostrare. Noi ci vediamo tra un po', Gioele. Vai Andrea. Allora, salve a tutti, sì, come diceva il mio grandissimo professore Mariano Carbonetti, per me è un grandissimo mentore, è parte della mia gioventù da studente. Mi ha fatto veramente molto piacere incontrarlo e vivere questa emozione di stare in questo gruppo, in questo grandissimo gruppo di Io Compro Siciliano insieme a voi, e di essere selezionato tra una delle eccellenze siciliane. Io oggi, da buon siciliano, da buon palermitano, non mi faccio mancare niente a casa, quindi dal bere al mangiare. Oggi nulla. Ma ieri noi mi sono vogliamo messo già... vedere che cosa hai sul banco. Subito, vediamo qua. Allora, vediamo. Allora, abbiamo un tavolo abbandito con la bellezza. Abbiamo della bellissima caponatina, se si vede. Certo, qua. Allora, aspetta, vediamo l'arancia. Poi adesso, ecco qua. Ecco. Abbiamo i nostri pupi. Anche i pupi. La nostra piccola testa di moro. Il nostro arancino. Dai. Arancina cacaine. Il nostro crostino. Abbiamo la nostra bellissima frutta, una delle nostre pere abate. Esatto. Abbiamo tantissimo. La nostra caponatina qua ve la volevo mostrare. Ecco. Queste sono tutte eccellenze preparate da me per voi, per questa bellissima giornata, per questo bellissimo pomeriggio insieme a voi, che poi andrò a degustare personalmente, visto che voi non siete presenti, ma ci sarà possibilità di farvi degustare le mie eccellenze anche a voi un giorno. Ma io sono sicuro che prima o poi tutti insieme, vero Katiuska? Esploderemo in qualcosa, Però ricordati che non possiamo dire non possiamo dirlo, ma ci riusciremo. Assolutamente. Enrico, hai preparato qualcosa? Avevi qualcosa da poterci fare vedere? Allora, no, perché oggi avevo libero, quindi oggi mi sono un po' riposato. Quindi mi sono rilassato alla lagnusia, diciamo. Ecco. Va bene, ok. Mi rilasso un pochettino, mi rilasso. Posso farvi una domanda a tutti? Posso fare una domanda a tutti e poi magari leggiamo qualche messaggio, perché so dalla regia che ci sono qualche messaggio da leggere. Volevo fare una domanda ad ognuno di voi. Allora, questa qui è la giornata di chiusura di quella che è appunto questa quinta edizione della settimana della cucina italiana nel mondo. Voi siete 5 eccellenze, siete in giro per il mondo, portate forte e radicata quella che è veramente la storia e la cucina tradizionale siciliana, ma naturalmente quello che è il grande made in Italy. Vi chiedo che cosa nelle vostre cucine non deve assolutamente mancare. Partiamo da Gioele. Gioele, cosa non deve mancare nella tua cucina? Dai, di solito uso prevalentemente tutti i prodotti siciliani che riesco a trovare, li uso tutto, sia dall'olio al vino, all'amaro, al che noi abbiamo qua. Mi tenevo a ringraziare il proprietario del mio ristorante. Giuseppe, cosa non deve mancare nella tua cucina? Diciamo che nel ristorante dove lavoro io, nella mia cucina, ho tutto prodotti italiani,
Tra l'altro anche il nostro menù è a base soltanto italiano, quindi cerchiamo di dare al cliente l'originalità del piatto e le nostre tradizioni italiane, proprio dall'ingrediente al piatto finito, esce solo italiano. Quindi diciamo che ho tutto quello che si può trovare in qualsiasi ristorante da noi in Italia, quindi diciamo che la Scozia, io abito a Glasgow, quindi i nostri clienti sono molto amanti dei nostri prodotti italiani e vogliono solo l'originale. Senti Giuseppe, ma nel menù che gli avventori trovano venendo al ristorante, fra le tante cose, qual è la cosa che più spesso viene scelta dal cliente? Allora, la cosa più spesso che viene chiesta è la cosa più semplice, la pasta al pomodoro o la pasta con la bolognese. Sono due piatti semplici ma di una bontà assoluta, quindi sono due piatti che comunque rappresentano appunto l'Italia, la pasta al pomodoro. Dovunque vai la pasta al pomodoro vanno a scegliere, quindi un piatto semplice ma ricco del suo interno di prodotti, di odori, qualità, ingredienti, c'è un insieme di spettacolo. Quindi... Chef, tu stavi, Mariano, durante Giuseppe quando ha detto la pasta al pomodoro tu hai fatto immediatamente così, no? Sì, perché pomodoro è sinonimo di italianità nel mondo, cioè, togli la pasta al pomodoro è come togliere la pizza a Napoli, dico, per noi è una grandissima eccellenza che portiamo avanti da sempre. Invece una cosa che volevo chiedere anch'io a Giuseppe è questa: quando tu sei arrivato, qual è stato il piatto che invece più hai gradito della cucina scozzese? Il piatto che ho gradito dalla cucina scozzese, diciamo che loro hanno, a parte le loro colazioni abbastanza ricche che mi sono piaciute molto a livello di questi ingredienti di uova, il bacon, questo misto di colazione è ottimo, ma una cosa che mi è piaciuto di loro è l'haggis, che praticamente sono interiori di pecora che loro li bolliscono e comunque fanno un po' di salsiccia e sono abbastanza gustosi nelle fritti fatti al forno, un po' come le nostre spigliola, però alla scozzese. Ottimo piatto. Invece il nostro però adesso conosco anche io il fatto che in Scozia, cioè, mangiano delle cose simili alle spigliola, capito? Cioè, sì, sono simili, esatto, una cosa che comunque noi di Palermo comunque sappiamo cosa è la stigliola, immaginiamo che è quel prodotto, però diciamo si avvicina molto, un gusto abbastanza forte, particolare, comunque sempre speziato, piccante, insomma è abbastanza complicato anche quello. Sì. Ma invece, scusami, ma Aldo, visto che Mariano, lo chiedo ad Aldo perché io sto andando a colpo sicuro. Aldo, io adesso mi sposto in Austria e devi sapere, io sono invece una golosa di cose dolci. Vabbè, okay? Qui la torta sacché, Quindi... insomma, la torta sacché, ma è normale, ma non vengono nei ristoranti a mangiare, nei ristoranti italiani. Andranno sicuramente a Vienna, io mi trovo a Linz, però il problema è che loro gradiscono i cannoli, le nostre granite, i gelati. Ebbene, noi utilizziamo tutti i prodotti, diciamo, italiani, ma principalmente abbiamo i pomodori secchi, le olive schiacciate, che sono quelli che non devono mancare. Insomma, mi dispiace che non possiamo fare qui le panelle, perché sennò diventerebbe un lavoro molto stressante per noi, perché iniziamo a lavorare di prima serata e non si finisce proprio. Cioè pensa che io sono sempre del parere, avendo girato un pochettino tutta l'Europa, che oggi mi ritrovo in Austria, che veramente in Austria l'austriaco sa mangiare italiano perché è molto vicino all'Italia. Molte volte cercano di metterci in difficoltà, dice ma questo non è italiano, perché dobbiamo cercare di accontentare anche il palato austriaco. Il palato austriaco non è abituato a una nostra cucina molto grassa, perciò dobbiamo togliere i grassi in eccesso, dobbiamo togliere tutto quell'olio e cercare di modificarlo nel suo palato, anche se con un goccetto di panna, perché loro lo gradiscono, anche se siamo contrari a questo. Noi di panna non la usiamo da nessuna parte, cerchiamo di evitarla e pensa che in Austria adesso facciamo noi è una delle poche compagnie che utilizza la pasta fresca,
cioè la pasta fresca normale, pasta fresca e non solo, la pasta espressa. La pasta la facciamo noi e viene cotta al momento, non precotta. Ho passato 8 anni in Inghilterra e 8 anni in Inghilterra ci dobbiamo adeguare anche al servizio inglese. In Inghilterra purtroppo, diciamo, la pasta se non si fa precotta il cliente non è soddisfatto, perché dal momento in cui arriva vuole uscire. A differenza dell'austriaco, l'austriaco ha tanta pazienza, è un gran conoscitore della cucina italiana, un gran bevitore di vini, tipicamente forti, siciliani, calabri, pugliesi, veneti, insomma, ha una cultura immensa l'austriaco. L'austriaco diciamo che è più italiano che austriaco nel mangiare, va. Ecco, questo è quello che io intendo dire. Però già 3 anni che sono qui in Austria e mi trovo benissimo. La nostra cucina viene apprezzata. Sì. Mariano, stava dicendo adesso Aldo, forse stava parlando di qualcosa nello specifico ed Andrea voleva forse intervenire, giusto? Bravo, Andrea? ho letto anche il tuo pensiero, era la stessa cosa che volevo dire io. Ho visto che Andrea stava qui brillando perché voleva dire la sua. Dai Andrea! Vai, Andrea. Beh, allora io, tornando al discorso che ci aggiornava il nostro Aldo, essendo membro della cucina italiana e vivendo in Inghilterra da ben 15 anni, io personalmente nel mio ristorante, dove porto avanti la mia cucina, la mia brigata e i miei ragazzi, ancora oggi non siamo arrivati a fare una pasta precotta. Perché? Perché noi cerchiamo di educare i nostri commensali. Noi, cioè personalmente io alcune volte con la mia giacca, con la mia seconda pelle, vado in sala a cercare a far capire al cliente perché magari la pasta la trova un po' più dura o questa. Allora io le dico: guarda, se la vuole più cotta, inizio una nuova pasta, ci vorranno i suoi 12-13 minuti di attesa, ma io personalmente sono un po' contrario alle cotture precotte, quelle che, come ci aggiornava prima il signor Aldo, che nelle nostre cucine qui in Inghilterra si trovano. Saranno alcuni ristoranti sì, ma non tutti, quindi sempre meglio un po'. Sono perfettamente d'accordo con te, ma l'unico problema che sussiste è che io ho provato in 8 anni in Inghilterra a cercare di creare una sintonia con il cliente, ma il cliente non riesce a capire la pasta al dente. Il problema è quello, perché non può, io ho cercato di inculcare il nostro saper mangiare italiano al dente, cucina espressa, ma loro è difficile cambiare la mentalità inglese con quella italiana. Puoi cambiare la qualità dei gusti, dei sapori, delle salse e così via. Sai aggiungere un po' di questo, un po' di quell'altro e cercare di aggiungere delle spezie speciali. Dal momento in cui però gli porti uno spaghetti che sia al dente, la prossima volta mi riviene e dici: la voglio ben cotta. Da lì ti crea un pochettino di difficoltà. Tu hai ragionissimo, però io penso che, come sempre, dice, in mezzo sta la virtù. Esatto. Nel senso che è verissimo quello che dici, però secondo me anche piano piano il fatto di educare ha bisogno molto cucina, tempo questo, perché, ha bisogno molto tempo. Sai che cosa? È un po' la stessa cosa che dicevi tu quando si parlava poc'anzi dell'olio, no? Dei condimenti esatto. Quindi anche questa cosa, devo dire che noi ormai negli ultimi, voi sicuramente meglio di me, io parlo come grande, mi piace molto sedermi a tavola e degustare un buon piatto, una buona pietanza di qualità, piuttosto che un buon vino da accompagnare. Però sicuramente dobbiamo educare noi stessi ad una corretta alimentazione. Quindi il fatto di stare attenti ad usare non troppo olio, non troppi condimenti, diciamo, che fanno diventare saturo il piatto, perché poi perdi anche la piacevolezza dei gusti, no? Voglio dire una cosa. Allora, circa 35 anni fa mi trovavo in Germania. In Germania, 35 anni fa, non so se qualcuno, tanto tempo fa, si mangiava malissimo. Cioè era una cosa veramente orrenda. Trovarsi la bistecca pizzaiolo con gli spaghetti accanto all'insalata. Insomma, oggi però io ho riscoperto che in Germania hanno adesso, ma dopo tantissimi anni, 35 anni, hanno riscoperto che gli spaghetti si mangiano da sola e la bistecca da sola. E questo succede anche in Austria, succede anche in Inghilterra, ma questo una volta non c'era, anche in Francia questo. Ora, io dico, la nostra cucina
da anni ormai abbiamo cercato di inculcare in tutta l'Europa il nostro mangiare, però c'è stato un periodo di tempo in cui i francesi hanno cercato di far capire che la nouvelle cuisine era la migliore in assoluta, e noi stessi siamo caduti nella trappola e oggi ci siamo ricreduti. Dice, dobbiamo tirare fuori le vecchie tradizioni antiche che si usavano nelle nostre case, perché io dico che da Roma in giù tutti sappiamo cucinare, dico tutti, da Roma in su insomma vanno ai ristoranti a mangiare. Allora, perdonami se ti interrompo, ma c'è Gioele che sta definendo i suoi cannoni, non si è vai fermato. Gioele, vai più vicino, Gioele, non possiamo vederti così, riempire cannoli da lontano. Porta vicino lì, vatti a mettere vicino la camera. Dai un cannolo, un po' di marsala, dai. Dai, vediamo riempire, dai, prendine un altro, dai, riempilo così a vista. Per tutto il popolo di Io Compro siciliano, guardate, dal Belgio abbiamo Gioele Pace. Stupendo. Che Bravi porta in tavola la cucina tradizionale. Bravi tutti voi che state con noi. Complimenti veramente. La nostra tradizione, come dicevano i miei colleghi, è molto difficile fare capire la pasta al dente, fare capire che un determinato tipo di cibo si dice in un modo, invece in un altro, però possiamo dire che con il duro lavoro e il tempo la gente incomincia a capire, comincia a buttare fuori più la pasta come veramente si mangia, sia che sia la pasta, che sia la pizza, che sia il dolce stesso. Piano piano cominciano a capire. Ci vuole tempo, sì, questo è vero, però almeno da quello che noto io nel ristorante in cui lavoro io, che comunque è un ristorante di una fascia medio alta, quindi facciamo una cucina non molto evoluta, la gente apprezza molto, Scusami Gioele, ma purtroppo sentiamo poco. Una cosa che ci tengo a dire a tutti voi è che va bene, d'accordo, passerà un po' di tempo, per dare modo agli altri di apprezzare la nostra cucina. Questo lo sappiamo benissimo, perché non è facile andare in una nazione straniera e andare a proporre quello che è il nostro modo di vivere, il nostro modo di cucinare. Ma di sicuro il nostro primario successo è quello in cui intanto mettiamo l'amore in tutto quello che facciamo e poi abbiamo la forza dei nostri prodotti, ragazzi. Cioè abbiamo veramente la potenza nelle nostre mani con il nostro mestiere e la grandiosità degli ingredienti che riusciamo ad avere dalla nostra terra. E credetemi, se continuate così, sicuramente prima o poi troverete neanche più uno che si permetterà di contrastare quelli che sono i sistemi di cottura vostri, perché apprezzeranno la nostra cucina e tutto quello che sappiamo fare. Siete veramente grandi, ragazzi. Voglio aggiungere che voleva intervenire. Esatto, no, riguardando quello che diceva Aldo di il fatto della pasta, la cottura, la precottura. Ok, gli inglesi mangiano una pasta cotta, però quando un cliente va in un ristorante italiano, dove lavoro io ad esempio, non dico che pretende la pasta al dente, ma vuole una pasta comunque italiana. Quindi noi la cuciniamo espressa, ma ovviamente la portiamo cotta la pasta, non facciamo una precottura. Quindi il cliente che viene in un ristorante italiano, non dico che vuole un al dente, però vuole una pasta fatta fresca, o altrimenti andrebbe a mangiare in un ristorante scozzese o cinese, quello che sia. Quindi cerchiamo noi chef che comunque stiamo all'estero di portare un prodotto italiano e cotto come facciamo noi italiani. Certo, ovviamente sono più cotte, ripeto, però non diamo noi un prodotto precotto, perché comunque non sei più italiano, cioè ti metti con loro, ok, cambi la cottura, cambi qualche ingrediente, metti la panna e la carbonara, quindi cerchi di fare qualcosa che a loro piace, però dico, se non vengono a mangiare, non sarebbe più ristorante italiano, ma sarebbe ristorante. Basta, certo, è normale. Quindi, ragazzi, io sto mettendo gli occhiali,
perché No. c'è una ragione, perché sono ciecata e adesso devo leggere i messaggi che stanno scrivendo i nostri amici, perché Paolo Gatto in regia, che ringrazio come sempre naturalmente, con tutta la redazione, Marzia Monreale e tutti, sono lì che ci sono praticamente un sacco di messaggi da leggere. Allora c'è Maria Rosaria Marcenò, buonasera ragazzi, saluto a tutti, buonasera, ciao cara. Ciao, Maria. Nicolas Contini, buona serata. Maria Rosaria. Abbiamo Salvo Bucchieri dalla Francia, buonasera a tutti, ciao Salvo, grazie per essere con noi. Ancora andiamo avanti con i messaggi, abbiamo Luigi Malerba, buonasera bellissima, beh questo me lo prendo tutto io, bellissima, ci sono solo io donna, quindi è solo per me questo. Poi abbiamo Federica Corrao, buonasera dal Belgio, ciao Federica, grazie per essere con noi. Abbiamo Venera Scardaci, salve, buonasera, ciao Venera. Grazie a tutti gli amici. Abbiamo Roberta Liotto, beh anche Roberta fa parte del team di Io Compro Siciliano, ma quante cose belle che imparo con Io Compro Siciliano. Grazie, ciao Robby, grazie per essere con noi. Abbiamo Giancarlo Greco, ciao Giancarlo, grazie per questi saluti a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. C'è Sara Rosaria, buonasera a tutti. Ancora c'è Marzia Monreale, la nostra caporedattrice, che dice che bella energia. Ciao cara Katiuska, ciao cara Marzia, grazie per questa puntata speciale, grazie al contributo dei nostri chef, espressione delle eccellenze nel mondo. E dice proprio bene Marzia, Grazie, Marzia. oggi veramente un pomeriggio bellissimo. Ciao Gioele da Maria Rosaria Marcenò, quindi arrivano i saluti proprio per ognuno di voi. C'è Giancarlo Greco, ciao, thank you Gioele, quindi tanti saluti anche da parte di Federica Corrao, tanti saluti. Beh Gioele, dove sei? Gioele? Hai tanti fan, Mamma mia! Gioele, hai tantissimi fan, arrivano qui un sacco di saluti per te. Vai Gioele. Saluto a tutti coloro che mi salutano, dai. Un abbraccio e un bacio, speriamo di rivederci il prima possibile dopo che questa situazione io so qual è il segreto, Gioele, io so qual è il segreto, che tu a differenza di allora c'era uno che giustamente sta bevendo, Enrico mi sembra che beveva il liquore Giuseppe, Aldo, così. Poi c'era Andrea che ci ha fatto vedere, ma tu ti sei messo poi a fare la cosa, diciamo, più che ha conquistato, perché ci hai fatto vedere la ricotta e poi ci hai riempito i cannoni. Capisci bene che hai fatto andare in delirio il popolo, hai capito? Perché tutti si guardano. Ormai ti hanno salutato tutti, basta, non ce li fare vedere più perché potremmo soltanto mangiarli. Guardate un po'. Guardate un po', bravo, Gioele Pace dal Belgio, ragazzi, la tradizione siciliana nel mondo. Gocce di cioccolato, ricotta fatta salire direttamente giù da Palermo tramite parenti o amicizie, comunque, ripeto, cerchiamo di far arrivare il prodotto direttamente da giù. Se possiamo compriamo direttamente da piccoli produttori giù in Sicilia e ce lo facciamo trasportare direttamente qui in Belgio. Sempre grazie comunque al mio proprietario, il ristorante dove lavoro io, da Claudio, che mi permette tutto ciò. Ciao Claudio, c'è Maria Lopinto, buonasera, buona domenica a tutti. Beh, abbiamo salutato, c'è Angela Cascio, rimetto gli occhiali sempre perché sono ciecata. Ciao Katiuska, saluti dalla Germania. Ciao Angela, un bacio a te. Grazie. C'è a casa di Nina volevo salutare tutti i fratelli e le sorelle che sono a casa di Nina. Sono ragazzi e ragazze molto speciali. Buonasera e buona domenica da parte di tutto il centro socio-educativo per soggetti disabili a casa di Nina e un abbraccio speciale alla grande amica Katiuska. Un bacio a tutti voi, so che ci seguite sempre con tanto affetto. Un bacio ragazzi e ragazze. C'è Filippo Lembo che scrive: amici, buonasera a tutti, voglio fare i complimenti allo chef Carbonetti e a Katiuska, grazie caro Filippo, per la bella idea di mettere in vetrina come questa tutte le meravigliose ricette e prodotti della nostra amata Sicilia, con ospiti d'eccezione come questa sera. Saluti a tutti, ma in particolare allo chef con la coppola Andrea Geriri. Beh, questo è un messaggio speciale per te Andrea.
C'è ancora Pino Chef Farina che saluta, buona domenica, ciao Pino, grazie per essere in collegamento. Ancora Angela Cascia dice in bocca al lupo a tutti voi, forza e coraggio. Paone Peppe, buonasera, sono tanti, tra l'altro veramente tanti. C'è Francesco Savoca, grande Gioele, sono tantissimi i messaggi, leggiamo questo ultimo e poi saluto naturalmente tutti gli amici che hanno scritto durante la diretta. Dico Aurelio Conigliaro, ciao Aurelio, in America, nel mio locale, Aurelio è un imprenditore, tra l'altro un grande conoscitore di vino, anche lui assolutamente nel suo locale solo eccellenze siciliane, dice in America nel mio locale siamo riusciti a far mangiare la pasta al dente, educando i nostri clienti, non è stato facile, ma ci siamo riusciti. Complimenti. Bravo. Questo è un grande successo. Ecco. Ragazzi, siamo arrivati quasi sul finale. Mariano, tu, dai. E allora, intanto sono, credetemi, davvero emozionato perché vedervi tutti insieme, tra parentesi, Katiuska, è un sacco di anni che non ci vediamo con questi grandi personaggi. E vedervi tutti insieme è veramente un motivo di vanto, ma allo stesso tempo mi dà la forza di continuare ad amare quello che faccio giornalmente, che è il mio mestiere. Non ti sei mai fermato, Damiano, Mariano? Sì, non mi sono... È vero, ho sempre continuato. C'è un messaggio un attimo, è da Fausto Rosanero, Fausto Pace, che dice Gioele, papà ti ama, e un saluto a tutti e complimenti a tutti gli chef. Grazie. È papà? Gioele, Sì, era papà? Gioele. Ma tu lo sai, io mi commuovo, come devo fare? Poi ogni volta non è che riesco, io non è che sono di queste, cioè proprio a me viene da piangere e piango. Allora, da Claudio Newport che dice complimenti a tutti e tanto coraggio in questo momento. Noi compriamo siciliano e italiano, cerchiamo di sostenere il nostro popolo. Un abbraccio a tutti. La prossima, arrivederci alla prossima, qui da noi tutti e soprattutto tutti insieme. Ciao Claudio. Posso dire una cosa? Mi ha fatto riflettere adesso il penultimo messaggio che hai letto di Fausto, il papà di Gioele. Allora, Fausto, devi sapere che è un mio collega di lavoro. Allora, quando Fausto ha deciso di fare andare suo figlio all'istituto alberghiero, mi ha detto una cosa, mi ha detto Mario, me la fai una cortesia? Portati a mio figlio, fagli capire che cosa significa fare il cuoco, così può essere che si leva dalla testa sta grossa fissaria. Allora, praticamente io me lo sono portato, facevo il responsabile in un albergo, me lo sono portato un periodo di comunioni, ti ricordi Gioele? E allora l'ho messo da solo a fare dei piatti d'antipasto che non finivano mai e ho notato lì che c'era una buona mano, perché in pochissimo tempo è riuscito a fare tutto quel lavoro che gli avevo dato. Quando io poi l'ho raccontato a suo padre mi ha detto tu invece di aggiustarlo me l'hai rovinato sto figlio mio. Bravo Mariano. Infatti, Mario Carbonetti per me è stato un professore, un aiuto e poi naturalmente era un collaboratore insieme di cucina, quindi diciamo che veramente mi conosce da quando ho iniziato alle prime armi la scuola, dai. Quindi Secondo te, Gioele, perché avremmo scelto Mariano, il grande Mariano Carbonetti, proprio su tutto quello che è la direzione del cook di Io Compro Siciliano, soprattutto su quello che sarà un progetto che chissà se poi ritorneremo anche a trovare. Non posso dire altro, non possiamo dire altro. Devi riuscire ad essere brave a tenere il nostro segreto, che tra un po' però comunque ragazzi, noi siamo arrivati proprio alla fine. Volevo dire a tutti voi grazie per aver accettato il nostro invito, è stata quasi un'oretta veramente bella, emozionante, perché abbiamo viaggiato nel mondo attraverso le vostre esperienze, attraverso i vostri racconti, attraverso le vostre emozioni e le emozioni anche degli amici che hanno scritto durante il nostro live.
portiamo sempre avanti la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra vita, il racconto di ciò che siamo e non dimentichiamolo mai, perché abbiamo sicuramente qualcosa di speciale, che è quella famosa insularità d'animo che appartiene a noi e che sempre rimarrà con noi. Ecco, lì c'è chi fa vedere lo stemmino, c'è chi saluta, c'è Enrico, c'è la trinacria lì sopra da te. Mariano, chef mio, eccolo là, guardate, ci sono tutti gli stemmi, Sicilia, trinacria, cose, cioè vedete come praticamente viene portata avanti la tradizione. Noi siamo arrivati a chiusura, Mariano. Già, sì. È passato, dicevi tu, che tutta quasi un'ora, non ne siamo neanche quasi accorti. Io, cosa dire, vi voglio veramente ringraziare tutti di averci allietato intanto con la vostra presenza e con la vostra personalità professionale durante questa quasi oretta. Voglio veramente rinnovare a voi tutti l'invito a continuare ad amare quella che è la nostra terra e tutto quello che riesce a dare, sia a noi che viviamo nella terra stessa, ma anche a voi principalmente, che siete i famosi ciceroni di cui dicevamo all'inizio, e avete la possibilità di divulgare il nostro sapere nel mondo. Quindi grazie, veramente grazie per tutto quello che fate. Lascio ad ognuno di voi la parola per i saluti. Ok? Cominciamo da Gioele. Saluti. Hai la telecamera a tua disposizione. Hai il microfono. Questo è l'effetto dei cannoli, io lo so, Gioele. Questo è l'effetto dei cannoli. Siccome tu ce li hai sotto la telecamera, sei distratto. Gioele, vuoi salutare? Non riesco. Scusate, ma sento l'audio basso. Ringrazio per l'invito, so che ci sarà un'altra occasione per rivederci. Ciao Gioele. Un abbraccio a tutti, veramente, grazie ancora a Mario Carbonetti e a Katiuska per avermi invitato a questa spettacolare... Andrea. Buonasera a tutti, grazie ancora di questa bellissima compagnia. E che dire, io saluto come saluta sempre la nostra grandissima Katiuska. No, aspetta, non anticipare, aspetta che adesso lo facciamo insieme. Ok, sono qui con voi ancora. Allora, volevo dire solamente, vi ringrazio per questa bellissima possibilità, soprattutto di farci conoscere il nostro sapere, per tutte le persone che amano la Sicilia, amano l'Italia, e spero di fare un'altra bellissima iniziativa nel campo siciliano, perché sono stato sempre un mentore del campo siciliano e sempre sarà così. Quindi un abbraccio a tutti e grazie a tutti. Dalla Scozia con i suoi saluti, dai Giuseppe. Innanzitutto ringrazio voi che mi avete invitato a questa trasmissione. Io compro siciliano grandissima, saluto tutti i miei colleghi chef, Andrea, Gioele, Aldo, Enrico, Mariano, anche tu. Saluto il mio staff della mia cucina, di entrambi i ristoranti, grazie. Continueremo comunque noi a portare avanti l'Italia nel mondo, quindi cerchiamo di fare il massimo anche per mantenere alta l'Italia. Grazie Giuseppe. Chiudiamo per ultimo, ma non per ultimo, con il grande maestro Aldo Longhi. Grazie, ciao Gioele, ciao Andrea, ciao Giuseppe, ciao Enrico. Un saluto particolare a Mariano, un saluto particolare a Katiuska e a tutti quelli che ci stanno guardando. E ascoltami, anche se ci troviamo all'estero, non siamo mai andati via da casa. Siamo sempre a casa, perché ci sentiamo a casa. E pensa che la nostra famiglia è dentro le nostre cucine, e la nostra famiglia ne passiamo più vita e tempo dentro le cucine che a casa. Perciò consideriamo tutti la famiglia grande in cucina. Ciao, un bacione a tutti. Ma carissimi signori, grande Gioele, Andrea, Aldo, Giuseppe, Enrico, al mio chef Mariano. Io come sempre faccio chiudere con una frase che per noi è diventato in 8 mesi
ma lo è sempre stato per tutta la vita, una scelta, la nostra forza, la nostra energia, il nostro grande amore verso la tradizione, verso la storia, verso i prodotti, la Sicilia, il territorio, i monumenti, tutto, veramente tutto quello che riguarda il nostro mondo. Noi vogliamo chiudere come sempre, Mariano, Gioele, Andrea, Aldo, Giuseppe, Enrico, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Gioele, vieni, ok. Adesso dovreste per favore ripetere con me. Giuseppe, centrati, se no non riusciamo a chiudere. Ok. Enrico, vieni più avanti. Più avanti, dai. Gioele, arricampati pure tu, vieni più avanti. Salta. Ora dovreste ripetere, perché così arriva in tutto il mondo ancora più forte. Io compro siciliano. Ci piace, vi vogliamo bene, grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti. Ed ora grazie. Sigla. Grazie di cuore. Grazie a voi.